Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi sui 97.500 e sui nostri canali social. L'ospite di oggi è una scrittrice, è Serena Zaia. Buongiorno Serena. Buongiorno. Serena in realtà è un'amica ed è l'autrice del libro La vita addosso, cancro non ho paura di te. Serena, perché hai deciso di raccontare la tua vita e la tua esperienza, la tua malattia in questo libro? Raccontare la mia vita e la mia esperienza, soprattutto la mia esperienza, è stato qualcosa che è sorto in me spontaneamente ed è stato forse più un bisogno, forse catartico, non lo so, per metabolizzare quello che mi era successo. Ho sempre amato scrivere, però ho sempre scritto per me e basta. Poi il passaggio da aver scritto il libro alla pubblicazione è stato lungo, perché è stato nel cassetto quasi 2 anni. Poi finalmente hai deciso di pubblicarlo? Sì, ho deciso di pubblicarlo per una circostanza particolare, che è stata la scoperta, dopo 3 recidive dal cancro primario, la scoperta di una metastasi cerebrale. Sono stata l'ho scoperta poco prima di Natale, 2 giorni prima di Natale 2018, il mio libro era sempre lì nel cassetto e ho deciso, quindi anche aiutata dalla famiglia e da mio papà, ho deciso di pubblicarlo. Mancava proprio un passettino, però non avevo il coraggio, perché comunque c'è gran parte della mia vita in questo libro, quindi c'è anche molta vita privata, per cui è stata un po' dura da questo punto di vista. Certo. Il libro segue le tappe fondamentali dalla diagnosi di cancro al seno, da quando avevi 27 anni. Esatto, sì. Che cosa è successo? Allora, dal punto di vista clinico della malattia è successo questo, cosa che tengo sempre a dire, un po' anche per incentivare le persone a non scappare e a fare prevenzione, anche se la prevenzione non è l'unica cosa e non basta. E a 27 anni io già ormai da un paio d'anni sentivo un nodulo sotto l'ascella, neanche al seno, era un linfonodo ascellare e non ci avevo dato importanza, non ci avevo dato peso, perché chi mai penserebbe a 27 anni di avere un tumore al seno. Io avevo tutti i nonni vivi, tutta la famiglia stava benissimo, il cancro era una cosa lontanissima dalla mia vita. E finché spronata sia da mia mamma che dal dolore che sentivo, perché era un nodulo che si ingrossava sempre di più, sono andata a fare un'ecografia. La dottoressa mi disse che era un nodo, l'ha definito un nodo, anche un po' antiestetico perché si vedeva, e mi disse però di non preoccuparmi, che però mi avrebbe consigliato di fare un ago aspirato. Io sono stata molto rincuorata da queste parole. Forse avevo paura, non lo so. Fatto sta che ho aspettato 6 mesi prima di fare l'ago aspirato. Ovviamente quando l'ho fatto ho scoperto subito, ma ancora prima di avere i risultati mi dissero: guarda che questo nodulo non è un bel nodulo, e da lì è partito l'iter che racconto poi dettagliatamente nel libro. È stata più pigrizia, paura? Tutte e 2 le cose. No, sicuramente io direi un 80% pigrizia. Cioè io ero occupata a realizzarmi lavorativamente, ero precaria, lavoravo a progetto e io davo importanza a quello, cioè non mi sarei mai saltata un giorno di lavoro per andare a fare un ago aspirato. Poi in realtà a 27 anni i pensieri sono altri e uno alla salute non ci pensa. Esatto. Tu dici: nel mio immaginario il tumore al seno non era grave, e invece non è così. Nel mio immaginario, e così è stato anche per un po' di anni fino adesso, io pensavo comunque che sarei guarita. Vabbè, mi sono detta, ok, dedico 1 anno della mia vita a farmi la chemioterapia che ho dovuto fare prima. Ho fatto una chemio neoadiuvante, quindi prima di operarmi, perché era molto grosso, avevo noduli multipli. E poi ho fatto l'intervento, poi ho fatto ancora chemio, ho fatto la radioterapia, la terapia ormonale. Quindi per me tutto questo sarebbe servito a curarmi e quindi a guarire. Adesso ho scoperto che un conto è curarsi, un conto è guarire. Cioè io adesso che ho la malattia metastatica, io ho tolto il nodulo all'encefalo, che era fortunatamente 1, però un medico non mi dirà mai che sono guarita, perché quando la malattia comunque arriva a livello sistemico non possono dirti che sarai che guarirai, però si può curare, sono 2 cose diverse. Io all'epoca pensavo cura uguale guarigione. E così è per molte donne, perché la gran parte delle donne comunque che scoprono il tumore grazie alla prevenzione riescono a guarire, perché per molti anni non ritorna.
Per una percentuale, adesso se non sbaglio un 20% di tutte le donne che hanno il cancro al seno poi sviluppa metastasi. Non sono poche, perché metastasi vuol dire cure per sempre. Ecco, ricordiamo che 1 su 8. 1 su 8 si ammala di cancro al seno in Italia. E tu hai anche conosciuto persone che non ce l'hanno Certo, fatta. certamente sì, ne ho conosciute molte che non ce l'hanno fatta. Con me si è curata una ragazza che aveva mio stesso tumore, stesso iter, aveva un paio d'anni più di me, quindi molto giovane anche lei, e lei è morta poco dopo, è mancata, dopo un anno. Quindi sì, già è stata la prima morte che mi ha colpito e fatto riflettere in questo senso, perché io non avevo paura, io ero proprio, cioè, determinata, non era una cosa, dicevo vabbè non è un organo, nella mia totale ignoranza, e invece non è così, in un certo senso è un organo anche il seno. Ecco, a proposito del tempo e dei 6 mesi che tu in realtà hai in qualche modo sprecato, e li descrivi come una sorta di 6 mesi di apnea e sono oggetto anche di grandi sensi di colpa. Sì, esatto, esatto. Che sì. cos'è il tempo quando si scopre di stare male? Allora, il tempo cambia radicalmente. In realtà è una domanda che mi faccio anche oggi, dopo 8 anni dalla prima diagnosi, perché tutto cambia, quindi cambiano le priorità e di conseguenza anche il valore del tempo. E in quel momento lì, a 27 anni, avevo dei grandi sensi di colpa perché 6 mesi per me erano tantissimi. Cioè, mi sono detta 6 mesi con un tumore, io avevo questo tumore, magari ce l'avevo da prima, e quindi io mi sono sentita in colpa perché per me erano mesi preziosi di cure e di vita. Adesso me ne rendo conto ancora di più. Però adesso dal punto di vista della malattia mi rendo conto che a volte la malattia, se deve diventare metastatica ed essere sempre più aggressiva, lo è comunque. Quindi sì, è importante la prevenzione, il tempo, ma quando un tumore parte in età molto giovane. Ci sono casi di donne che hanno tumori piccolissimi al seno, che hanno scoprendo in realtà prima le metastasi e poi cercando hanno trovato il cancro al seno primario. Quindi ci sono anche tanti casi. E a parte questo, comunque, quindi ho capito che anche da quel punto di vista non vale la pena che io mi faccia sensi di colpa, perché magari sarebbe capitato lo stesso, anche se fosse nata 6 mesi prima, questo non potrò mai saperlo. E a parte questo, la riflessione sul tempo, sulla vita, sulla morte necessariamente, perché questo è il tempo, cioè andare verso la morte, purtroppo, è questo. E cambia di continuo, cioè io ogni giorno mi dico ma sto vivendo come voglio, sto facendo tutto quello che vorrei fare, quindi non è tanto la paura di non avere abbastanza tempo quanto la voglia di riempirlo bene. Questa è un'ossessione che ho. Quando hai scoperto di stare male, hai fatto qualche follia o hai pensato adesso parto e... Sì, l'ho pensato, lo penso anche adesso, è che magari c'è sempre qualcuno che mi blocca, con il senso di responsabilità, il lavoro, queste cose, le bollette da pagare, il mutuo. E in realtà sì, adesso ho anche un po' un senso di realtà, nel senso che so che la mia vita devo mandarla avanti, non posso scappare dalle scelte che ho fatto. Però il grande desiderio di fare una pazzia, che io ancora non ho fatto, nel senso che forse vabbè la pazzia più grande è stata poi per un periodo in cui sono stata da sola, senza compagno, è stata andare a vivere da sola. È stata un po' una pazzia perché economicamente è stato difficile. Però guarda caso è stato l'anno in cui ho anche viaggiato di più. Per cui alla fine se vuoi fare le cose, il modo per farlo lo trovi, se vuoi davvero. C'è stato un momento in cui hai avuto paura di non farcela? Sì, e in realtà un momento ancora all'epoca, quando dopo la mastectomia e lo svuotamento ascellare ho scoperto l'istologico vero e proprio del materiale operatorio ed era bruttissimo. Era brutto, quindi là mi sono resa conto di quanto fosse avanzata a livello loco-regionale la malattia, perché avevo tutti i linfonodi in metastasi ed era comunque un cancro molto aggressivo. E lì in quel momento, che tra l'altro ero in ospedale, avevo appena ritirato il referto, ho avuto paura, tanta, forse è stato il primo momento vero di pianto sconsolato e affranto in pubblico, cosa che non avevo mai fatto, neanche da sola. E il secondo momento brutto in cui ho avuto paura è stato quest'anno, quando ho scoperto la metastasi all'encefalo, cioè solo la parola nodulo all'encefalo mi faceva veramente paura. E poi aggiungerei una terza volta, che è stato il giorno dell'intervento all'encefalo,
è stato forse il giorno in cui ho avuto più paura di tutta la mia vita in assoluto. Avevo paura non tanto dell'intervento in sé, quanto dell'intervento in quella zona del corpo. Avevo paura di non ricordare più, quella era una paura grande. In realtà poi sono ancora qua, mi muovo bene, parlo bene, per cui è andata bene. Sì, tra l'altro l'intervento è andato bene, ha avuto delle complicazioni che hanno fatto prendere paura Esatto, un po' ho a tutti. avuto un'emorragia post-operatoria dopo un'oretta che mi ero svegliata, quindi il medico era già, il neurochirurgo era già in macchina pronto per andare a casa dopo una giornata di lavoro e l'hanno chiamato e lui ha capito subito che avevo un'emorragia. E, fortunatamente non era interna, era tra l'encefalo e la scatola cranica, quindi è riuscito a intervenire in tempo, riaprendo la ferita che ho tra l'altro perfetta, quindi devo ringraziare il dottor Perin per questo, che è stato un angelo con me, e mi ha salvato perché ho saputo dopo che avrebbe potuto essere letale questa emorragia. Quindi mi è andata un'altra volta bene. So che ci tieni particolarmente, quindi ti chiedo subito qualcosa sulla copertina. Chi è l'autore Sì. e che cosa rappresenta? Sì, ci tengo molto perché è un amico, Elia Nadie. Lui si arrabbierà perché io non so mai pronunciarlo, in realtà è semplice perché è Nadie, come si legge. E lui disegna per passione e perché è bravissimo, è una dote naturale che ha. E questo disegno gli ho chiesto di farlo su commissione, nel senso che io gli ho detto: guarda Elia, io avrei in mente questo disegno con questa bambina col cappottino rosso, vedi un po' tu come ambientarlo, e ho in mente questa bambina che tiene in mano il filo di un palloncino, però senza palloncino, come se questo palloncino fosse volato via, così, che lascia un po' spazio all'interpretazione, perché ce ne sono vari. Infatti è bello farlo vedere alle persone di svariate età, dai bimbi piccoli Sì. agli adulti, è bello farglielo vedere per capire come lo interpretano. E sono molto contenta, infatti ringrazio Elia per questo disegno, che è molto fanciullesco. Tra l'altro poi lui l'ha ambientato in questo posto lontano dalla città, dove c'è effettivamente solo questa bambina col cappottino rosso, che un po' rimanda a un capitolo del libro in cui io mi ricordo di questo cappotto che avevo quando feci la prima chemio e giravo per Padova con questo cappotto rosso ascoltando la musica, un po' questo ricordo. Tutti i proventi del libro andranno all'associazione Unite si può Onlus. Sì. Come sei entrata in contatto con l'associazione? Allora, diciamo che ho conosciuto l'associazione, le donne che hanno creato l'associazione, prima ancora che la creassero, che la fondassero, e ci eravamo conosciute sempre nel 2012, quando mi ammalai, in un forum. All'epoca, anche se sono passati solo 8 anni, era tutto diverso. Non c'era WhatsApp, Facebook era usato pochissimo, e questo forum era anonimo, cioè era nell'anonimato, ognuno si iscriveva con un nickname e ognuno raccontava di sé, quindi veniva fuori di tutto perché eravamo protette dall'anonimato. Poi piano piano però abbiamo iniziato ad avere voglia di conoscerci e ci siamo conosciute e tenute in contatto per tutti questi anni. Loro poi hanno fondato l'associazione, io sono diventata subito socia. Tra l'altro l'associazione è stata fondata in seguito alla perdita di una ragazza che era Deborah della MEA, a cui eravamo tutte molto legate, e da qui poi per ricordo suo e per unirci un po' tutte, facciamo parte di tutta l'Italia, hanno deciso di fondare questa associazione. E poi mi hanno proposto una cara persona che era la presidentessa, che ora non c'è più nel senso che non fa più parte dell'associazione, e con cui sono rimasta un po' in contatto. Mi ha chiesto, leggendo il mio blog, di raccogliere gli articoli in un libro. In realtà poi abbiamo iniziato a lavorarci su, è venuto fuori tutt'altro, perché non c'è neanche un articolo, forse ce n'è uno del blog. In realtà ho ricostruito tutta la mia storia, perché così mi sentivo di fare, ed è stato catartico. Ecco, per chi volesse andare a leggere i tuoi articoli del blog, come si chiama? Sì, il blog? allora il blog è serena826altervista.blog. La progettualità con il cancro viene sconvolta. Quali sono adesso i tuoi progetti futuri? È una bella domanda, perché già sentire parlare di progetti futuri mi fa esaltare e allo stesso tempo mi mette paura, perché dico cavolo, ma quanto futuro mi devo aspettare davanti? Che in realtà è una cosa che forse dovremmo chiederci tutti, no? Assolutamente. E di progetti ne ho tanti in realtà, perché il mio cervello non si ferma mai, sia per quanto riguarda
il supporto, non in prima linea, però sicuramente il supporto che vorrò dare, che voglio dare alle donne metastatiche che si occupano della campagna Oltre il nastro rosa e si preoccupano soprattutto di far valere i diritti delle donne metastatiche, che sono diritti diversi rispetto alle donne malate di un cancro al seno primario, perché il cancro al seno primario a un certo punto la parentesi si chiude, rimane la ferita, rimane la preoccupazione, ma quando si parla di cancro metastatizzato si parla di donne giovani che hanno spesso sui 40 anni, quindi una famiglia, un lavoro e devono fare andare avanti la propria vita e hanno bisogno di intanto che la ricerca progredisca e scopra nuove cure, perché una cura in grado di combattere il cancro al seno metastatizzato non esiste. Cioè si parla solo di posticipare sempre più la morte. Non dico prolungare la vita, ma posticipare la morte, perché fa più paura dire questo, nominare la morte, però a volte bisogna anche nominarla. E quindi sicuramente nel futuro e anche nel presente mi vedo a fianco loro in questa battaglia. Poi mi piacerebbe un sacco, a prescindere dal cancro, perché non voglio occuparmi solo di cancro, mi piacerebbe comunque continuare a scrivere, perché è una cosa che mi piace fare indipendentemente dalla malattia e continuare a leggere soprattutto ancora prima. Per quanto riguarda ovviamente la vita lavorativa, ho sempre avuto un sogno che non so se mai riuscirò a realizzare, che è quello di insegnare storia e filosofia. Prima filosofia che storia, che è la passione della mia vita. E allo stesso tempo è anche forse la materia che più mi ha fatto diventare eccessivamente riflessiva, forse anche troppo. Però sono fatta così. Quindi ci sono un po' questi progetti. A proposito di libri, quali sono i libri che sono stati per te che mi hanno importanti? segnato? Sì. Allora, L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera, che tuttora ho nel comodino, anche se ormai si strappano le pagine, è il libro che più mi ha toccato, perché si può leggere da varie prospettive, vari punti di vista, e l'ho sentito mio. E ho capito che spesso, è con quel libro che ho capito che attraverso le parole, accostando le parole, riesci a evocare emozioni che non riusciresti a trasmettere in un altro modo. Cosa che forse riescono a fare anche i film con le immagini, ma siamo su un piano diverso. E poi opere filosofiche che mi hanno segnato tantissimo. Una è Essere e Tempo di Heidegger, perché per la prospettiva e la concezione della morte e di conseguenza della vita qui, nel qui ed ora. E poi tanti libri, ho letto un sacco Tiziano Terzani, ho letto tutti i suoi libri, non ho avuto la fortuna di conoscerlo, ma vado spesso alle presentazioni che fa il figlio Folco, ed è una famiglia che mi ha colpito molto. Mi ha colpito Terzani ancora prima che io avessi il tumore, per quello che ha scritto. Per il primo libro che ho letto è stato L'ultimo giro di giostra, in cui parla della sua malattia. Mi ha colpito molto per l'ampiezza di vedute e perché lui comunque non prende parte, non è né da una parte né dall'altra. Lui è un uomo che vive e che viveva e che soprattutto si metteva in discussione. Altre letture, L'intruso, che è un libricino, un piccolo saggio di Nancy, e che è un filosofo, tra l'altro trapiantato cardiaco 30-40 anni fa, gli hanno trapiantato il cuore, e descrive questa malattia un po' in maniera filosofica. Cioè, cosa vuol dire sentire dentro di sé qualcosa che non è tuo ma è di un altro, che però ti appartiene, perché senza di esso non saresti in vita. Anche quel libro mi ha scosso molto. Un altro aspetto fondamentale è che tu, lo vedete, per chi la sta guardando, Serena è una persona molto solare, ecco, non vuoi che gli altri siano tristi, non vuoi creare tristezza con questo libro, e il vero scopo di questo libro è fondamentalmente dare un supporto a chi soffre. Certo. La tua famiglia. Hai una sorella a cui sei molto affezionata? Sì, ho una sorella. Hai 3 nipotini bellissimi. Certo, sì, per fortuna. E ti sono stati molto vicini, però tu dici che fondamentalmente eri sola davanti al cancro. Certo. La mia famiglia mi è sempre stata molto vicina, sin dalla prima diagnosi, perché guarda caso a fare quella visita c'erano anche mia mamma, mia sorella e la mia nipotina Camilla, che all'epoca c'era solo lei, poi nel tempo sono nati gli altri 2. E il primo pensiero che ho avuto dopo aver capito
dopo l'ago aspirato, che c'era qualcosa che non andava, è stato verso mia nipote. Ho detto, caspita, adesso lei è piccola, non si ricorderà di me, e quindi è un po' la prima cosa che ho pensato. Poi in realtà ho fatto tempo a conoscere anche gli altri due, sicuramente si ricorderanno di me, forse l'ultimo no perché ha 2 anni, ma penso di sì. E comunque sì, la famiglia mi è stata vicino, così come anche gli amici, anche se in realtà poi, come per tutti, come la morte stessa è qualcosa che si vive in prima persona, nessuno può viverla a posto tuo, è un po' per la malattia, è un'esperienza che è, come diceva Heidegger, mi è venuta adesso sta cosa la più propria, e nel senso che è una cosa unica, è una cosa che riguarda il tuo È solo essere. tua. E quindi anche la malattia, cioè gli altri sono accompagnatori, ti affiancano, ma non sono te, come noi non siamo gli altri. E per questo, cosa che mi ha portato questa riflessione a leggere molti libri sull'empatia da vari punti di vista. Non sono ancora arrivata a una conclusione, cioè come avvicinarsi all'altro, come sfondare le barriere della solitudine, non lo so. Alla fine siamo tutti un po' soli. Non voglio dire, sì, non voglio essere nichilista, però è veramente qualcosa di personale, per cui... Certo. E quando hai capito questo, forse riesci anche a colmare di più i vuoti che senti, perché ci dai una spiegazione. Tra l'altro tu nel libro parli anche dell'abitudine, cioè del fatto che tutti i tuoi familiari, il tuo compagno, anche i tuoi gatti Certo. si sono abituati alla tua malattia, e questo È fondamentalmente vero. ti fa arrabbiare. Sì, ci pensavo proprio stamattina, perché quando esempio ultimo delle ultime cose successe, quando ho detto a tutti che avevo una metastasi encefalica, la reazione è stata di grande preoccupazione e di grande paura. Poi ci si abitua, come mi abituo io, metastasi encefalica ormai non mi fa più né caldo né freddo, però è così, mi accorgo banalmente anche con gli amici, con i parenti, al lavoro, perché tu diventi Serena, quella che ha avuto la metastasi al cervello, punto. E diventa routine, diventa normalità, abitudine. Ed è una cosa bella e brutta al contempo. È bella perché non dà peso, non senti il peso della malattia, non ti senti diverso, fai tutto normalmente, per quello che riesco, pur facendo la chemio ogni settimana. Però allo stesso tempo ti fa incavolare, anzi ti fa incazzare, perché dici no, perché in realtà non dovrebbe essere la normalità questo, non dovrebbe essere abitudine. E quindi spesso sfocia un po' in rabbia. Sono ambivalente in questo. Perché da una parte vuoi essere trattato come persona normale, però dall'altra senti che hai delle difficoltà che gli altri non hanno. Ad alzarti dal letto la mattina, a lavarti, andare via, a lavorare. Cioè è tutto uno sforzo, è tutto faticoso. Ma infatti nel libro tu ne parli della sofferenza fisica, Certo, che in realtà poi diciamo che ogni tumore è a sé, per cui ognuno soffre a modo suo, Certo. c'è chi ha più nausea per la chemio, c'è chi ha più dolori, c'è chi non sente dolore. Parli della perdita dei capelli? certo, che è anche una cosa questa che sconvolge sia uomini che donne, non solo le donne. Di un corpo che cambia, che fondamentalmente Certo. un cancro di questo tipo va a toccare la Certo. femminilità di una donna. Quando avevo 27 anni è stato un po' sconvolgente fare una mastectomia. Per quanto io ci scherzassi su, dicevo, vabbè, mi rifanno il seno nuovo gratis, perché era un po' un modo di esorcizzare questa cosa. Certo. Che fortunatamente ti fanno la mastectomia, ma ti ricostruiscono il seno, anche se è un percorso comunque lungo e a volte anche complesso, perché mettere una protesi totale dove non c'è più ghiandola a una persona che ha fatto chemio, che ha fatto radioterapia, può creare dei problemi, tant'è che in realtà penso di aver fatto in tutto sui 10 interventi nella mia vita, e molti di ricostruzione, perché avendo fatto la radioterapia la protesi non stava, era come se il mio corpo non l'accettasse. Quindi è stato anche quello abbastanza sconvolgente, come è sconvolgente trovarsi con una mastectomia, un taglio senza un capezzolo, è una cosa un po' strana, però va detta perché questo è. Certo. Tra l'altro il capezzolo era pieno di metastasi, di cellule tumorali, per cui... E poi mi sono ritrovata con un bel taglio in testa, e il neurochirurgo è riuscito a salvarmi i capelli lunghissimi perché li avevo lunghi e ci tenevo tanto, però sfortunatamente poi ho fatto la radio, quindi in tutto questo lato li ho persi e li coprivo con gli altri capelli, ma la chemio ha dato il colpo di grazia, ho perso anche quelli, quindi ti devi un po' rivedere ed è stata un po' dura all'inizio, poi ti abitui, l'abitudine subentra anche in queste cose.
La prima volta che hai perso i capelli, in realtà eri un po' incuriosita. Sì, ero incuriosita a 27 anni. Ero un papà. Adesso sapevo cosa mi aspettava e quindi ero più incazzata. Ero incuriosita perché sentivo parlare di chemioterapia nei film, cioè non sapevo cosa fosse. E devo dire che ero anche incuriosita da capire le dinamiche ospedaliere, le cure, dal conoscere altre persone che avevano il mio stesso problema. Non voglio dire incuriosita come fosse una cosa bella, ma ho affrontato la malattia in questo modo, comunque entrando in un mondo nuovo e quindi lo volevo conoscere. E i capelli in realtà mi dissero li perderai fra 3 settimane. Io ho detto ma sì, ma figurati, come può essere 3 settimane, sarà soggettivo. E l'ho anche segnato nel calendario, ho detto io sono certa perché fino al giorno prima io i miei capelli li avevo. 3 settimane dopo, 21 giorni dopo, io ho iniziato a perdere i capelli. E quindi è stato un po' traumatico, però all'epoca li rasai subito, da lunghi io li ho rasati, basta. Poi li ho persi tutti, era una camia più forte, ho perso ciglia, sopracciglia, ero irriconoscibile praticamente. E invece questa volta faccio una cambio comunque diversa. Mi hanno detto guarda, ma li perderai, forse sì, forse no. In realtà tra la radio e questa terapia li ho dovuti tagliare. Adesso in realtà li ho rasati, però siccome ho ancora un segno dove ho fatto la radio non sono tutti uguali, quindi vado via col turbante, che è sicuramente più bello da vedere. E sei bellissima. Si può vivere serenamente con la consapevolezza che il tumore possa ripresentarsi? Questa è la domanda più difficile a cui rispondere. In realtà tutte le energie sono concentrate in questo, cioè la mia attenzione è in questo. E è una cosa a cui penso sempre. Però io penso, allora, o mi dispero. Intanto mi reputo fortunata perché rispetto ad altre donne metastatiche ho avuto un'unica metastasi e l'ho tolta. E attualmente, incrociamo le dita, non c'è niente. Adesso rifarò gli esami finita la chemio, il 3 luglio, se tutto andrà bene farò l'ultima chemio, che è stata un po' duretta. E ovviamente io la paura e la consapevolezza che potrebbe ripresentarsi ce l'ho, perché malattia metastatica ormai è arrivata oltre l'organo, diciamo l'organo da cui è partita, la sede da cui è partita, e quindi il rischio è altissimo. Però in parte mi dico ok, sono consapevole, piedi per terra, metto le mani avanti, mi progetto, cioè sistemo le cose anche da questo punto di vista, però chi lo dice che non sarò una eccezione alle regole delle statistiche? Cioè voglio dire, non si sa mai come va, io ci credo nella guarigione, anche se so che dal punto di vista scientifico non me lo diranno mai, tu guarirai, ma io ci credo, quindi un po' faccio appello a questo. Però sono anche molto preparata e comunque potrei o disperarmi per il male fisico che sento, che è comunque forte, anche dopo l'intervento all'encefalo è un dolore forte, oppure posso vivere bene il tempo che ho qua. Cioè io non so, nessuno sa quanto tempo ho davanti, quindi tanto vale, io ancora sono in grado di reggermi sulle mie gambe, penso, ragiono, faccio tutto. Ogni tanto sono KO, ma faccio tutto. E quindi voglio vivermelo bene. E quindi il mio pensiero ossessivo è cosa posso fare per dare valore al tempo che ho, ma non deve necessariamente essere qualcosa di serio, di importante, qualcosa che abbia valore per me. Non dimostrare qualcosa a qualcuno, ma stare bene. Andare a fare un viaggio da sola, per esempio. Quanto sei cambiata da quando hai scoperto la malattia? Anche questa è una domanda che mi faccio sempre, cioè mi chiedo se sarei la stessa persona se non avessi incontrato la malattia. Penso che sarei diversa e sicuramente la malattia ti cambia, ti poni delle domande diverse e ti comporti in maniera diversa con le persone e con la vita in genere, cioè dai meno importanza alle cose stupide, tra virgolette. Sei meno nervoso, paradossalmente. Io mi nervosisco molto meno per le cavolate. Cosa che però mi infastidisce nelle persone. Cioè, quando una persona diventa magari ossessionata su una cavolata, va in crisi per una cavolata, per una cosa che io reputo una cavolata, faccio fatica ad accettarlo. Questo mi ha cambiato e a volte faccio fatica a rapportarmi agli altri. Anche il nervosismo gratis, cioè uno la mattina si sveglia nervoso o nervosa e lo fa pesare agli altri. Ecco, questo non ha senso, ma godiamoci la vita, voglio dire. Alla fine del libro c'è una postfazione del Sì. neurochirurgo che ti ha operata a Milano? Sì,
il dottor Alessandro Perin. Lui dice: l'ingresso in ambulatorio è un evento cruciale per i pazienti. Chi guarda per terra, chi sceglie di venire da solo, chi è accompagnato da qualcuno. Arrivano con un bagaglio di timori, di speranze, di curiosità, di aspettative. Mi guardano, mi studiano, cercando di capire se potranno e vorranno fidarsi di me. Io lo so e lo capisco. Entrano così nel mio mondo e io entro nel loro. Chi è Alessandro Perin? Allora, un uomo che mi ha sconvolto la vita in positivo, in primis perché è stato l'incontro cruciale della mia vita, perché mi ha tolto quel maledetto nodulo in testa. E faccio una piccola premessa cercando di essere breve e dire che mi avevano posto due opzioni davanti. La prima consigliata dal CRO di Aviano, presso cui sono in cura, e tra l'altro una struttura in cui mi trovo molto bene dal punto di vista sia scientifico, medico che umano. Mi trovo veramente bene e mi consigliarono come prima cosa di fare la Gamma Knife, che è una radioterapia chirurgica senza aprire, quindi però aveva dei lati positivi e negativi. Non c'era il rischio operatorio, però non sapevo che cos'era la natura della lesione, non l'avrei potuto sapere. Sì. Sono andata da lui, mi sono studiata il suo curriculum, sono stata consigliata anche da una persona che ha frequentato l'Istituto Neurologico Besta, presso cui lui lavora, e ho scelto lui. Sono andata da lui con il mio zainetto, con mio papà e il mio compagno, e volevo entrare da sola, ma hanno voluto entrare anche loro, e è stato subito un rapporto di empatia reciproca, pur nella professionalità che lui continua a rispettare. Cioè ci diamo del lei, però è una persona a cui do del lei ma che sento vicino, e mi ha subito detto che l'intervento era fattibile perché la lesione era asportabile totalmente e avrei saputo la sua natura. Mi ha detto sì, la Gamma Knife può essere consigliabile, ma l'opzione giusta è l'intervento, secondo me. Mi ha esposto a tutti i rischi, tra cui l'incapacità momentanea di non muovere il braccio sinistro e la mano sinistra, perché la lesione andava ad incidere su quella zona del corpo, e in particolar modo ci tengo a dire anche questo, andava ad incidere sul il viso da questa parte qui, dalla parte sinistra, tant'è che mi accorsi della lesione, che c'era qualcosa che non andava, perché avevo dei formicolii alle labbra e mi si addormentava la lingua e mi preoccupai subito. Tutti sminuirono, perché io non sono drammatica di solito, però io ero certa. Per una volta sì, sei stata più saggia e degli mi sono altri. accorta da sola. Sì. E quindi lui io mi sono subito fidata e poi gli avevo detto che avrei avuto altri appuntamenti anche per capire questa Gamma Knife cosa avrebbe comportato. Fatto sta che 3 giorni dopo mi ha telefonato lui per dirmi che si era liberato un posto, che la visita l'ho fatta il lunedì, quindi lui il mercoledì mi ha chiamato e mi ha detto: domani mattina vieni a Milano, fai gli esami preoperatori, ti operiamo venerdì. Ho dovuto disdire tutti gli altri appuntamenti perché lui mi ha detto: se non è adesso è tra un mese, le liste sono lunghe. E io ho detto ok, addio indecisione, lo facciamo, con una paura folle perché mi sentivo un po' pazza per questa scelta avventata, ma mi sono messa nelle sue mani e mi sono fidata e ha dimostrato di essere assolutamente all'altezza delle mie aspettative e anche oltre. Devo dire che è una persona molto umile e modesta, perché quando dice che gli do troppa importanza, in realtà è stato veramente speciale, perché solitamente i neurochirurghi, non lo so, li senti come persone lontane, in alto, non lo so. Lui, non lo so, è una persona sicuramente ambiziosa, molto capace, molto preparata, però è una persona alla mano. E tant'è che la postfazione che ha scritto pensavo sarebbe stata una postfazione medica. In realtà no, lui ha proprio scritto le parole di un uomo che fa il medico e che ha scelto di fare il neurochirurgo oncologico. Quindi fa veramente qualcosa di, non so, ci vogliono veramente i nervi saldi per fare quello che fa lui. Quindi è una persona che stimo, so che lui è modesto e magari timido, ma lo stimo molto per questo. Hai un motto, un rituale, una frase a cui ti... Allora, viva la vida sicuramente, che si rifà alla mostra di Frida Kahlo, che non sono riuscita ad andare a vedere per una serie di circostanze. Dovevo andarci con mia sorella e mia nipote Camilla, poi non ho potuto andare. E mi sono fatta infatti un tatuaggio che ho scritto viva la vida come le quindicenni, insieme ad una cara amica che è andata a fare anche lei questo tatuaggio sempre nel braccio,
E quindi sembriamo due quindicenni, tutte e due. Infatti spesso mi dicono: ma cosa c'è scritto? Viva la vita? No, viva la vida! Chiaro. Perché per me si rifà a Frida Kahlo. Vuoi fare dei ringraziamenti o salutare qualcuno? Beh, allora abbiamo nominato il dottor Alessandro Perin, voglio assolutamente ringraziarlo. Io cerco sempre di non disturbarlo, ma devo dire che lui è sempre disponibilissimo a rispondere alle mail o anche al telefono. Desidero ringraziare particolarmente la copisteria che ha stampato il libro, perché questo libro è autoprodotto, nel senso che l'abbiamo autoprodotto io e la mia famiglia, e abbiamo poi donato 250 copie all'Associazione Unite Si Può Onlus, che ringrazio, e poi tutti i proventi delle copie a noi rimaste, in totale sono 700 le copie, e li abbiamo destinati all'Associazione Unite Si Può, tutto quanto, perché sono particolarmente legata all'associazione, per la vicinanza che c'è sempre stata, per la prontezza nei miei confronti. Loro sono molto attive nella zona di Osimo, di Ancona, tant'è che andremo a presentare il libro anche là, penso dopo settembre, e ci sono tanti progetti. Addirittura mi hanno parlato di un'opera teatrale, non lo so se sia fattibile, però hanno tanti progetti, hanno i diritti del libro loro, e ci sono migliaia di persone che voglio ringraziare, che ho sempre paura di tralasciare qualcuno, quindi il mio terrore è quello. Leggo qualche riga e poi ci salutiamo. Certo. Verso le prime pagine tu dici: ho avuto il cancro 4 volte, ho convissuto con lui. Sono andata a spasso con lui senza perdere la voglia di vivere. Anzi, è stato proprio lui a farmi innamorare della vita e a rendermi consapevole di quanto preziosa sia. Serena, io ti ringrazio per Grazie. essere stata qui. Grazie a te. E grazie anche a voi per averci seguito. Continuate a farlo sui 97 500 di Radio Veneto 1. Arrivederci. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.